stato eletto vicepresidente della Regione, una carica sicuramente importantissima, diciamo un traguardo anche politico che come intenderà svolgere? Ma guardi, è un traguardo istituzionale, nel senso che io, dopo aver ricoperto incarichi di partito e incarichi di governo nella regione siciliana, mi sono voluto affrancare da incarichi di governo tentando di riuscire ad ottenere un incarico di natura istituzionale. L'ho avuto, sono contento, sono felice, mi fa piacere dirigere l'Assemblea, governare i processi legislativi, dare il mio contributo. Il governo si è messo da poco in cammino e credo che con la mia esperienza e la conoscenza del vari settore del governo regionale e quindi della pubblica amministrazione possa da quello scranno poter dare una mano d'aiuto apprezzabile per l'intero territorio siciliano. Si può fare un bilancio di questi primi 100 giorni dell'Assemblea e anche dell'attività del Presidente Musumeci? Guardi, per l'Assemblea devo dire che abbiamo dato luogo ad alcune mozioni importanti, uno su tutte sui rifiuti, e mercoledì prossimo tratteremo l'argomento dell'emergenza idrica. Sul piano del governo abbiamo dato il nostro contributo a proposito della linea che il governo ha assunto, e cioè fare in modo che ci siano uomini capaci nelle sedi istituzionali dei dipartimenti e ben presto anche nel sistema sanitario, perché il governo Crocetta non credo che abbia espresso personalità tale da poter essere tutti quanti contenti. Coloro i quali meritavano sono rimasti al loro posto, ma altri che non meritavano questa presenza diciamo di natura dirigenziale sono stati sostituiti attraverso un percorso che è quello dello small system, cioè un nuovo governo ha propri uomini, coloro i quali meritavano al di là dell'etichetta politica sono stati confermati, coloro i quali invece non meritavano sono stati sostituiti. Presidente, ultima domanda, ecco, due grandissime emergenze che il governo ha avuto, diciamo, la delega da parte straordinaria di occuparsene il Presidente, sono quello dell'acqua e dei rifiuti. Ecco, si riuscirà a invertire questa tendenza negativa? Qui dobbiamo metterci d'accordo sul tema dell'acqua, perché se da un lato ci si lamenta che ad Agrigento per esempio c'è circa il 52% di perdita d'acqua, dall'altro canto il governo precedente Crocetta non ha fatto problemi ai finanziamenti, e ricordo a me stesso che i finanziamenti possono essere concessi per i comuni che hanno proceduto all'affidamento del servizio idrico. Quindi delle due l'una, o noi ci mettiamo in testa di sciogliere il nodo politico col governo nazionale per capire, per comprendere se è vero che il servizio idrico può essere affidato alle ditte private, ed è qualcosa credo che sia incompatibilmente stabilito da norme europee e norme regionali, oppure praticamente fare cose diverse continuando a far gestire il servizio ai comuni. Questo non è possibile per legge, a meno che il Presidente della Regione sia in grado di, attraverso un'interlocuzione forte e probante col governo nazionale, possa per la Sicilia, considerato che è un'isola, stabilire una procedura differenziata. Noi siamo qui ad attendere. La rete Colabrodo di Agrigento sarà finanziata? È uno dei punti. La rete Colabrodo di Agrigento, che è un progetto di circa 32 milioni, attende la vidimazione da parte dei dirigenti. Se questo si farà, se le carte le manderanno il Presidente dell'ATI, che è stato ed è contrario ad ogni forma di lavoro nel servizio idrico da parte dei dirigenti acque, questo lo dice esplicitamente, non manda il progetto a Palermo, ovviamente questo progetto non sarà mai finanziato, e allora noi ci troveremo con la rete Colabrodo che ci lamentiamo che non funziona, con i cittadini che pagano l'acqua che non arriva, e col Presidente dell'ATI, che è il sindaco di Menfi, che non manda il progetto a Palermo per essere finanziato. I soldi ci sono e attendono di essere, più tempo si perde, più si rischia poi di non completare questa rete idrica.